però sono in casa loro. Vabbè, anche a loro non cambia niente, però è loro squadra in casa. Buongiorno, buongiorno. Da Legnaro. Buongiorno, buongiorno da Legnaro per la finale sesto, quinto posto, categoria Under 14, finale nazionale hockey inline. Andiamo a presentare i roster. Si vedono avversari le due squadre. Novi Hockey in maglia bianca, nera e rossa contro il Genzano maglia nera e gialla. Il Novi schiera Bellizzi Dorian numero 27, Caria Davide numero 17, Locarno Davide numero 31, Gilardini Amos 26, Gilardini Gioele 10, Longoni Nicolò 72, Marenzano Tommaso 2, Melis Nicolò portiere 45, Salviotti Francesco numero 41, Vergara Rube Pablo 23 e Schillaci Eric 7. Per il Genzano Focosi Diego portiere numero 47, bella la parata di Nico Melis. Aceti Alice numero 3, Cinicola Vincenzo numero 10 capitano, Calderone Sebastian numero 23, Colombo Jacopo numero 4, Dominizi Federico numero 88, Fiorio Asia 15, Gusen Gianni Bradley 19, Scozza Fava Francesco 18, Merola Gabriele 5, Accardo Filippo 89. La partita è cominciata da pochi minuti, il disco è in possesso del Novi con Caria che lo cede a Bellizzi, Bellizzi sbaglia il passaggio. Arriva però il Genzano a recuperare il disco col numero 19, bello il passaggio all'interno proprio di fronte all'area, ma è Francesco Salviotti che riparte, fermato dal giallo-nero. Tiro ancora del numero 19 Bradley, ma bellissima la parata di Melis Nicolò. Cambia la linea il Genzano. Novi rimane in campo con Locarno Davide numero 31 proprio ora all'ingaggio. Tommaso Marenzana, Caria Davide e Bellizzi Dorian. Bellizzi Dorian in possesso di disco, si muovono i suoi compagni. Bellizzi esce sulla sua destra per Tommaso, Tommaso di fisico recupera il disco ma poi lo perde a favore del Genzano. Ecco il numero 88 Federico Dominizi. Scivola Locarno, gira dietro porta, cerca un passaggio in avanti. Ora però è Locarno che parte a tutta velocità verso l'area avversaria, si cede un bellissimo passaggio a Caria Davide che però non riesce a trovare il tempo per il tiro, ben pressato dalla difesa romana. E Tommaso Marenzana che scarta tutti ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Combattutissima questa finalina, il disco arriva dalle parti di Melis che blocca con scioltezza con la pinza. Va a cambiare entrambe le linee. Si riparte da un ingaggio in zona d'attacco per il Genzano col numero 19 e Nico Longoni, il capitano del Novi, col numero 72 che ora offre un passaggio lungo sulla fascia sinistra al compagno Salviotti.
anzi al compagno Gioele Gilardini che cerca di servire Salviotti, che ora rincorre, ma il disco arriva al numero 7 Schillaci, che si accentra, tira e colpisce il petto del portiere, che devia il disco. Ora riparte Genzano, scambio tra il 19, ma arriva Schillaci che però non riesce a superare. È il fallo quasi dovuto di Niccolò Longoni, numero 72, capitano del Novi, che atterra l'avversario involato verso la porta del Melis. 2 minuti di penalità, si accomoda nella panca dei cattivi e il Novi ora col portiere Melis che dovrà affrontare il numero 19 Bradley Gusenjanni, che dovrà tirare questo rigore. Concentrazione massima. Bradley Gusen, di origine sicuramente non italiana, sento qua il papà che gli parla in inglese. Bradley va a salutare il proprio portiere. Melis pronto, in concentrazione massima. Pubblico che incita i due atleti. Bellissimo questo momento. Bradley parte, si allarga e sbaglia. Melis copre ed esulta. Nulla di fatto quindi. No, Niccolò Longoni, scusatemi, non andrà in panca puniti. La punizione era il rigore. E quindi le due squadre saranno 4 contro 4 in parità numerica. Colombo verso la propria area, inseguito da Longoni Nicco, numero 72. Longoni in pressing. Colombo non riesce a uscire, ora decide di andare nella sua fascia destra, frena. Mantiene il possesso del disco, sbaglia però il passaggio col compagno. Allora Diego Gilardini Gioele perde però il disco in favore di Bradley, però il disco si impenna. Bradley esce però il Novi, va a tutta velocità. Niccolò Longoni dà un bellissimo assist a Gioele che tira dalla distanza, ma bella la deviazione del portiere. Ora è Genzano sempre con Bradley, ma Nicco lo anticipa. Niccolò Longoni si invola a tutta velocità, si accentra, non supera il panino, arriva Gioele. Gioele ancora che fraseggia col suo capitano. Bellissima la prestazione di Gioele Gilardini, che ora lascia il disco a Longoni. Longoni per l'amico fraterno Salviotti. Salviotti scarta molto bene un avversario, non scarta il secondo, ma arriva nuovamente il Novi col numero 7 Schillaci, appena entrato in campo. Niccolò Longoni in difesa dietro porta, attaccato da Bradley. Bradley vince il confronto. Ora però è Locarno Davide
che si accende, anzi si allarga, tira da una posizione non facile e ora è Genzano ancora col numero 4 con Colombo Jacopo. Ora Genzano mantiene il possesso del disco, prova a ripartire al centro, pressato da Locarno. Marenzana recupera il bastone. Purtroppo Nico Longoni con la stecca devia questo tiro e segna un'autorete al proprio portiere che era ben posizionato sull'uomo, ma deviandogli il disco porta in vantaggio il Genzano per 1-0 quando mancano 13 minuti e 58 secondi al termine del primo periodo. All'ingaggio Locarno. Novi schiera Bellizzi, Marenzana. Attenzione a non confondere troppo le acque. Ora il Caria che lancia Locarno, che non riesce a centrare la porta e blocca il portiere Focosi. Ingaggio quindi in zona d'attacco per il Novi. Marenzana all'ingaggio, vince però l'ingaggio Genzano. Marenzana è lì però, Marenzana e Locarno, tira Marenzana, parata di Focosi, si impenna il disco arriva a Caria ancora per Locarno, Locarno si gira, largo il suo tiro, questo disco davanti all'area di Focosi viene però raggiunto dal giocatore del Genzano. Marenzana però non molla, aiutato da Locarno che è in buonissima posizione, tira ma il portiere Focosi devia. E ancora Locarno che insiste, allarga all'indietro, recupera il disco, Caria in avanti, molto bene per Schillaci, però non ottimale il suo stop, riesce però a passare a Salviotti leggermente atterrato dal numero 48 che scivola. Riparte il Genzano, Longoni in lotta in balaustra col numero 88 Federico Dominizi e l'arbitro interrompe il gioco. Genzano cambia la linea, va al cambio Caria, gli altri rimangono in pista, entra Rube Vergara al posto di Caria, rimangono Longoni, Salviotti e Schillaci. Questa volta l'ingaggio viene vinto dal Novi, ma Schillaci scivola malamente. Bello l'intervento difensivo di Vergara che lancia in avanti Salviotti che recupera il disco che inizialmente era del Genzano. Riparte Bradley, Gusen che supera in velocità, tira ma il portiere Melis fa buona guardia. Ricordiamo Melis che nonostante Novi abbia perso le partite, tutte e due le prime partite, ha vinto l'MVP
per entrambe le partite. Nuova parata di Melis sul bel tiro di Gusen. E ora sarà il Genzano sempre con Gusen all'ingaggio in zona d'attacco. Arriva Bellizzi. Ora Caria parte sulla fascia destra, un assist bellissimo però intercettato. Marenzana ci arriva ugualmente, ora è Locarno all'indietro per Marenzana, largo il suo tiro, ora di nuovo Locarno che sbaglia e poi questo disco rimbalza dentro alla porta e Novi pareggia 1-1, signori. Giocatissima questa finalina, quinto-sesto posto. Entrambe le squadre stanno cercando in tutti i modi una rivalsa. Si riparte quindi da centrocampo. Novi vince l'ingaggio. Nicco Longoni, il capitano, si porta dietro porta, attaccato da Gusen che però scivola. Allora riparte Longoni, si accentra, inseguito da Gusen che fa un bel recupero, gli ruba il disco, parte all'attacco ma arriva Schillaci e la nostra piccola pulce, scusate, io sono una mamma proprio del portiere del Novi, la piccola pulce numero 26 del Novi, Gilardini Amos, attaccato a Gusen, guardate il gigante e la pulcetta. Gusen scarta un avversario, ne scarta due, si allarga, scivola insieme ad Amos Gilardini che gli sta attaccato come una cozza allo scoglio. Ancora Amos Gilardini in pressing, arriva però il portiere che si tuffa e blocca un disco che poteva essere pericolosissimo. Gusen di nuovo all'ingaggio con Andrea Locarno. Genzano vince l'ingaggio, prova il tiro direttamente, ma ora è il Novi che riparte con Locarno. Locarno non riesce nel passaggio. Ora è Marenzana con Gusen. Gusen ancora vince questo scontro. È Caria ora che se la vede con Gusen. Gusen però scivola. Caria riparte. Attenzione che qui Colombo con Caria. Ma arriva Marenzana a metterci una pezza e a decidere. Attento, Marenzana due in pressing su di lui. Attenzione, ma la parata di Melis a salvare da questa situazione davvero pericolosa, dove il Genzano in doppio pressing sul Novi dietro porta, veramente molto volenterosi, con una sana aggressività agonistica i ragazzi del Genzano. Ora è Locarno, protegge il disco, arriva Bellizzi dietro porta, aspetta di vedere a chi poter dare il disco, sceglie di partire verso Locarno, ma Gusen intercetta, prova un assist ma trova ancora Locarno. Attenzione, Locarno però di nuovo anche lui perde il disco. È Gusen ora che se ne riappropria. Arriva Marenzana a metterci la paletta, vediamo chi uscirà meglio adesso. Cadono entrambi i giocatori, il disco in avanti, ci arriva Locarno, passa dietro porta, viene schiacciato in balaustra. Bellizzi tira col gambale, Focosi devia
e riparte a tutta velocità il Genzano. Si scontrano i due compagni, il disco arriva in balaustra, si combatte, Marenzana, Bellizzi e ora Caria dietro porta, allarga a destra sulla fascia per Locarno, sì! Un assist che era un bacio di dama piemontese per Marenzana Tommaso, che è completamente libero davanti alla porta di Focosi, insacca questo dolcetto da portare in Lazio. Bella questa azione del Novi che si porta sul 2-1 quando mancano 7 minuti e 29 secondi alla fine del primo periodo. Una partita molto però equilibrata, con bellissime azioni da una parte e anche dall'altra, quindi ci saranno ancora emozioni da vivere, sono sicura. Ora Genzano con Gusen a recuperare il disco, accelera, cerca il passaggio al compagno un po' troppo arretrato. Numero 7 ora a cercare Gusen riparte sulla sua fascia sinistra, si porta dietro porta, dà in avanti un bel assist ma nessuno ad approfittarne, ci sono tutte stecche della difesa novese. Schillaci ora su Vincenzo Cinicola, in pressing Schillaci su Cinicola però riesce ad uscire, prova il passaggio, non si intendono i giocatori nerogialli ma fa un buon recupero Gusen, si combatte ancora in balaustra, Gusen contro Gilardini ma perde il disco, lo recupera Schillaci che al momento del passaggio scivola miseramente. Attenzione, Gusen gira dietro la porta, cerca il passaggio per un compagno, il numero 5 non aggancia, allora arriva il numero 10 Vincenzo Cinicola, si riposiziona la difesa novese, tira Gusen ma Melis fa muro e para. Chiede Melis di asciugare l'area. Viene interrotto quindi il gioco per agevolare lo staff, l'ottimo staff, ci terrei a dire, di Legnaro, che ha organizzato un weekend di finali meraviglioso dove tutti noi ci siamo sentiti a nostro agio. Allora, portieri sono stati molto impegnati in questi primi 14 minuti di gioco. Melis ha subito 11 tiri, Focosi 6. Altro tiro del Genzano poco alto sopra la traversa. Ora è Colombo che combatte con Marenzana. Il disco ora sulla paletta ancora del numero 2 Marenzana Tommaso. Però interviene in difesa il Genzano che allontana il pericolo. Sul disco Caria frena bene ma all'88 Dominizi rimane in pressing. Allora bello questo passaggio di Bellizzi Dorian per Marenzana, ma viene anticipato Marenzana, allora prova il tiro, ancora Gusen dalla distanza. Oh, brutta questa uscita del numero 17 di Novi Caria che
dà un'ottima occasione a Gusen di tirare verso Melis, che però di nuovo con il bastone. Oh, bella questo intercetto di Marenzana che ruba questo disco, tira una fucilata ma è troppo alto sopra la traversa. Bellizzi attaccato da Gusen, Bellizzi resiste, arriva in suo soccorso il numero 5 che offre un pasticcino romano che nessuno però ha voglia di assaggiare. In ogni caso ora è Colombo, il numero 4 all'indietro per Gusen. Gusen pressato da Marenzana, Gusen supera tutti, anche Locarno. Viene sporcato il suo assist da Locarno. Attenzione a questo disco nuovamente allontanato dal bastone di Melis. Ora ancora il Genzano col numero 5. È in forte pressing, ora è Bellizzi però che raccoglie questo disco, s'accentra, tira verso Focosi che in due tempi blocca il disco, non lasciando al Novi l'occasione di un golosissimo rebound. Cambio delle linee per entrambe le squadre. Entra Vergara, Salviotti, Schillaci e Longoni entrano. Il disco però è di Genzano. Va in pressing Schillaci. Ora è Francesco Salviotti che lascia un bacio di dama a Vergara che però non riesce a imprimere abbastanza forza al disco e Focosi con i gambali devia. Di nuovo il Genzano in attacco, arriva Capitan Longoni che a tutta velocità scarta due avversari, tira, portiere Focosi con la pinza, devia, bello questo momento, ancora Longoni, centra il numero 10 Vincenzo Cinicola, ma ora è il Genzano bloccato da Salviotti, ancora il Genzano, bella questa parata di Melis che allontana il pericolo.
Quindi fallo per Scozzafava, Francesco per interference, che resterà nella panca puniti, la panca dei cattivi per 2 minuti, regalando a Novi Ligure l'occasione di giocare per 2 minuti in power play. Ora Salviotti, numero 41, all'indietro per Longoni. Longoni pressato da un avversario, prova il tiro centrale, prova Schillaci la deviazione ma non gli riesce. Ora ancora Longoni in avanti, ancora centralmente, il disco però viene recuperato da Genzano che spara in avanti. Viene però in pressing Colombo su Longoni. Longoni però recupera bene il disco dal compagno Marenzana. Marenzana ancora per Longoni ma un po' troppo largo questo passaggio. Longoni perde un po' tempo a recuperare i dischi. Di nuovo ricerca la deviazione vincente ma Schillaci non riesce e Focosi blocca questo disco che poteva essere pericolosissimo. Ingaggio in zona d'attacco ancora per il Novi. Salviotti, Longoni alla destra per Locarno. Locarno prova il tiro. Bella la parata di Diego Focosi, ancora Schillaci davanti porta. Il disco all'indietro per il capitano per Salviotti, chiama il disco Locarno, viene deviato il suo tiro. Bello lo schema del Novi. In avanti il disco spazzato da Genzano, però recuperato da Longoni. Longoni tira centralmente per Focosi, ma Focosi blocca il disco e non lascia l'occasione di rebound a Schillaci. Quindi si riparte da un attacco, da un ingaggio in zona d'attacco per Novi. Longoni sempre Schillaci all'ingaggio. Ora Salviotti, Longoni, Salviotti ancora a ripetere lo schema per il tiro al volo di attenzione, bello il tiro di Gusen, bella la parata di Melis, riparte a tutta velocità il Novi. Schillaci dietro la porta avversaria, viene però pressato, finisce la superiorità numerica. Ora Genzano in 2 contro 1 ma recupera ora la posizione la difesa novese. Mamma mia, Melis con il suo bastonone a spazzare via il pericolo. Bello questo tiro di Schillaci, deviato col corpo da Cinicola. Il disco ora viene combattuto sull'angolino da Salviotti, ma finisce qui il primo periodo. 5 minuti di pausa quando vede Novi condurre la partita per 2-1. Molto aperto questo match, entrambe le squadre cercano il risultato positivo. Buonissima la prestazione di entrambi i portieri. Vediamo subitissimo un po' di statistiche per i goli. Nicolò Melis ha subito 14 tiri e Focosi 15, quindi da questi numeri si capisce bene quanto la partita sia assolutamente equilibrata e aperta.
Bene, signori e signori che ci guardate dai vostri comodi divani, il secondo periodo del match che vede affrontarsi Novi Ligure e Genzano per accaparrarsi la finalina del quinto-sesto posto sta per iniziare. Novi già schierato in pista, all'ingaggio Gioele Girardini, numero 10, affiancato alla sua destra da Francesco Jacopo Salviotti, detto il Franci. Alla sua sinistra invece Eric Schillaci, numero 7, e dietro di lui il capitano del Novi, numero 72, Longoni Nicolò. Gusen invece affronterà l'ingaggio con Gioele, affiancato da Colombo, credo da Dominici, vediamo. Francesco Salviotti vince l'ingaggio, si porta davanti alla porta e pericolosamente tira, ma addosso al portiere Focosi. Ora fa un buon intervento per non far ripartire Colombo. Cinicola dietro la porta, ancora Salviotti in pressing su Cinicola. È buono il pressing, arriva Gioele Gilardini in balaustra a combattere contro Gusen. Gilardini, no scusate, forse col numero 4. Gilardini resiste, ora è Longoni Nicolò il capitano, inseguito da Gusen, però esce bene, si accentra un po' troppo forse con 2-3 avversari davanti. Riparte Gusen a tutta velocità, è molto bravo Gusen che supera tutta la difesa novese e riapre la partita segnando il 2-2. Avevo detto che le emozioni non sarebbero finite, la partita è tutta da ricominciare anche per il Novi. Schillaci inseguiva a tutta velocità Gusen, ma Gusen ha dalla sua anche una certa fisicità, per cui ha coperto bene il disco ed è riuscito a insacchettare il portiere del Novi. Ora è Marenzana, numero 2, che si porta alla destra della porta, cerca un passaggio per Locarno ma non arriva, e invece è il Genzano col numero 23 che gira dietro porta, prova un wrap around ma è pronto Melis. Colombo fermato ora da Locarno. Locarno alza la testa, cerca il passaggio ma non lo trova per Marenzana. Caria scivola, Gusen si gira ma copre bene il primo palo. Melis che blocca e Marenzana in suo aiuto, perciò si riparte da un ingaggio in zona d'attacco per il Genzano, che ora fa restare in pista Gusen. Mi sembra che ci siano 5 giocatori in pista. Attenzione, esce quindi la numero 3 Aceti, lascia il posto a Dominici, a Gusen, al numero 15 e al numero 18. Quindi ad Asia Fiorio e a Francesco Scozzafava. Buono l'ingaggio di Genzano che si porta subito in avanti, ma Bellizzi recupera il disco, spazza dietro ma arriva il numero 88 Dominici. Arriva il Locarno seguito da Scozzafava. Scozzafava non riesce a bloccare l'avanzata di Locarno, che offre un pasticcino all'indietro ma attenzione a questa ripartenza. Il disco ora viene recuperato da Dominici, pressato in balaustra da Caria. Ora il solito Gusen a cercare il suo compagno Scozzafava.
Scozza Fava lascia ad Alice, no Asia scusate, la numero 15 che gira velocemente dietro porta, lancia un passante laterale raccolto da Gusen scarta Bellizzi. Ora è Caria però che a centro area recupera il disco, attenzione perché Gusen va in pressing, allora si libera del disco Caria, lascia a Locarno vede lì solo e soletto Marenzana Tommazzo, arriva Marenzana e dà un bacio di dama, carta oro per Locarno Davide, che solo soletto davanti alla porta risponde: me lo mangio questo bacio di dama, e insacca il gol del 3-2 quando mancano 16 minuti e 50 secondi al termine di questa partita emozionantissima, soffertissima e super aperta. Si riparte quindi da un ingaggio a centrocampo con Aceti, la numero 3, che lancia in avanti il disco per Dominici. Ci arriva bene Dominici ancora per la compagna numero 3, ma la Pulce impedisce il suo tiro. Ecco ancora il numero invece 89. Tira sulla balaustra, non c'entra la porta, allora il capitano Longoni tira da distanza siderale per cercare la deviazione di Schillaci. Ora è la Pulce all'indietro per il suo capitano, ma il numero 10 del Genzano cerca di rendergli vita difficile, e anche la numero 3 Aceti l'affronta, allora lui in back all'indietro per Schillaci lo riserve, ci arriva Longoni, supera, s'accentra, il suo tiro viene intercettato da il numero 89 e ora Genzano riparte a tutta velocità, non aggancia Dominici questo pasticcino romano, e allora dà il tempo, consente al Novi di recuperare in difesa. Scivola, non viene ritenuto falloso questo intervento. Nico Longoni allarga su Amos Gilardini che serve magistralmente Salviotti che si accentra, prova il tiro e Focosi gli dice di no, mette la pinza, attenzione questo disco può essere ancora pericoloso, ma riparte Dominici seguito da Schillaci che anche col pattino, giocatore anche di calcio Schillaci, ora vede liberissimo Salviotti che scivola ma poi recupera e combatte e si impegna al massimo, ma esce Dominici in 2 contro 2, tira a largo il suo tiro, ora è Schillaci che va a dare una mano dietro. Schillaci cerca la ripartenza, offre un passaggio a centro area ma nessuno è lì per raccogliere il pasticcino, allora riparte il Genzano, bello l'intercetto del 72, capitano del Novi Longoni Nicolò, cambio delle linee, rientrano Locarno, Marenzana, Caria si impossessa del disco, parte sulla fascia sinistra, vede Locarno libero, Locarno però viene ben intercettato, riparte Dominici, no non è Dominici, è il numero 89, il disco ora è di Gusen però scivola, riparte Locarno seguito da Marenzana, ma il suo assist non arriva a Marenzana perché la difesa fa buona guardia, ora è Caria che si occupa di difendere, intercetta, lascia Marenzana che si allarga ma viene intercettato dalla numero 3,
Allora riparte il Genzano, ma che stop di Caria, e Locarno recupera, cerca di mettere un po' di pace, ma pace non ce n'è perché Gusen fa sempre una bella marcatura. Attenzione, chi arriverà su questo disco? Ci arriva Gusen che lascia ad Aceti pressata da Marenzana, ma si gira bene Aceti, prova il tiro largo sulla balaustra. Allora è l'89 ora che proverà l'azione personale, bloccata dal gambale di Melis. Attenzione a questo passante che però Aceti lascia un po' sfilare. Aceti lascia l'89, ma Locarno si impossessa del disco. Vediamo, ora è Marenzana, trova una buona posizione, ma colpisce il portiere. Ancora Marenzana che combatte contro Gusen, prova il tiro da distanza, attenzione, mamma mia, rimbalza sulla schiena di Focosi questo disco, e Focosi viene graziato dalla sorte perché il disco rimbalza fuori dalla gabbia. Ora è Caria potrebbe provare il tiro e invece prova il passaggio, ma non trova il suo compagno, trova l'avversario. Chiusissima la difesa del Genzano che ha rischiato grandemente, ma sono contenta che quel disco sia uscito perché sarebbe stato veramente una beffa per il povero portiere. E allora Genzano riparte, Marenzana fa buona guardia, Locarno lo aiuta, Locarno però viene fermato da Aceti, Locarno insegue, il disco arriva a Caria però perde questo combattimento, ma Bellizzi è lì, Bellizzi, attenzione, viene chiamato un fallo dall'arbitro. Locarno Davide andrà nella panca dei cattivi per 2 minuti. L'arbitro quindi chiama il fallo a Locarno, numero 31. Attendiamo sul portale che venga inserito di che fallo si tratta, quindi ora viene chiamato un time out. Si riparte quindi quando mancano 11 minuti e 4 secondi al termine del match. Genzano potrà gestire 2 minuti di superiorità numerica. Attenzione, è bello questo ingaggio. Ma il numero, ma che numero Melis, 2 parate pazzesche, una consecutiva all'altra. Attenzione al tiro da fuori, Gusen non riesce a intercettare. Ora è Cinicola che ci prova. Pressa. Attenzione, bella Francesco Salviotti che intercetta. Ma attenzione il passaggio, ecco Salviotti non riesce nella ripartenza in contropiede perché fa buona guardia il Genzano. Ora è Gusen che prova il passaggio al centro, attenzione questo disco vagante,
recuperato dal 41 che prova anche Salviotti il tiro. Ora deve correre all'impazzata per recuperare su Cinicola e guardate, recupera il disco e sta lì, ma arriva Colombo a mettere un attimo di calma. Vediamo Colombo cosa vuol fare. Prova l'azione personale, ma è largo il suo tiro. Ci arriva ora Cinicola. Attenzione, se avesse un attimino allungato col bastone Francesco Salviotti avrebbe forse potuto intercettare un disco che non era molto veloce. Sbaglia il tiro al volo il numero 10, è ancora Salviotti che prova dalla distanza. Il disco però è largo alla destra del portiere. Tutto da rifare per Genzano, che riparte nuovamente col numero 89. Il tiro è forte ma è alto. Allora Capitan Longoni in pressing, attenzione, nessuno a chiudere. Fortunatamente Caria ci arriva. Locarno rientra in pista, va subito in pressing sull'89, che per dover di cronaca dobbiamo assolutamente dire il suo nome, Filippo Accardo. Quindi diamo un nome a questo numero. Accardo di nuovo in possesso del disco, tira centralmente Paramelis ma non blocca. Attenzione, ora è Capitan Longoni che mette la sua squadra al sicuro, prova a ripartire sulla fascia sinistra. Gusen, oh! Mamma mia! Gusen che cercava in tutti i modi di recuperare questo disco su Longoni, ma Longoni tira e segna la rete del 4-2. Bravo capitano, che caparbiamente non ha ceduto all'inseguimento e ha trovato l'occasione per tirare e insaccare la rete del 4-2 quando mancano 8 minuti e 20 secondi. È ancora lunga, è ancora tutta da giocare. Nell'hockey tutto può succedere, un gol si può segnare in 5 secondi, perciò godiamoci questa finalina mattutina. Attenzione a questo disco pericolosissimo. Va in pressing Marenzana, vince il contrasto, tira Marenzana ma fa una bellissima parata col bastone Focosi. Ora è Locarno che è all'indietro per il suo capitano. Oh capitano, mio capitano, che gol hai fatto oggi, bellissimo. Ora dietro porta il capitano cerca di liberare e di uscire, decide che parte lui a tutta velocità, ringalluzzito dal gol. Di nuovo ci prova, questa volta alto sopra la traversa. Marenzana lotta col numero 15. Che pasticino per Locarno, un po' scordinato, non riesce ad arrivare al tiro. E ora è il capitano ancora col numero 18, non si fa impaurire, forse scivola, forse viene atterrato con uno sgambetto, come mi sembrava. Non volevo mettere il carro davanti ai buoi, ma viene fischiato il fallo al numero 18 Scozzafava, che assaggerà la sedia viola dei cattivi per 2 minuti, lasciando l'opportunità di power play a Novi Ligure. Sappiamo però che nelle giovanili power play può diventare un boomerang, lasciando magari l'occasione di una ripartenza in contropiede agli avversari in penalty. Vediamo cosa succederà. Schillaci non riesce a vincere l'ingaggio. Ora è Aceti, molto bene Aceti mantiene il possesso del disco, poi scivola ma non molla. Marenzana però all'indietro per il suo capitano
che raccoglie il disco in 2 tempi, lascia Salviotti che fa un bellissimo tiro, ma grande parata di Focosi che blocca con la pinza il braccio, il corpo, tutto quello che può e non si lascia beffare da Salviotti. Ancora Schillaci all'ingaggio, attenzione questo disco che arriva dalle parti di Focosi, viene lanciato però all'indietro il disco da Schillaci per il capitano non aggancia subito, rincorre il disco, lo dà al suo compagno Salviotti, tira, colpisce la maschera e poi lo scudo cioè il disco colpisce la maschera di Focosi, poi rimbalza dentro allo scudo, quindi si riparte da un ingaggio in zona d'attacco. Ancora Schillaci per il Novi, Salviotti, Longoni, Salviotti, prova nuovamente il tiro, sempre lo stesso schema, stavolta Schillaci non riesce nel tap-in, scaramucce tra Schillaci e Aceti davanti porta, ancora si avvicina e segna un gol della Madonna. Salviotti Francesco trova il pertugio tra il primo palo e il casco di Focosi e insacca la rete del 5-2 quando mancano 5 minuti e 43 secondi alla fine del match. Cerca il Novi di mettere al sicuro risultato. Aceti ora affronta l'ingaggio centrocampo Locarno si butta in avanti il disco, Cinicola però lo raggiunge prima, Cinicola supera tutti, offre un bellissimo assist al centro ma che viene intercettato da Marenzana. Ora Aceti potrebbe anche provare il tiro ma Locarno gli sporca il disco e poi attenzione, bello questo tiro e successiva parata di Melis Nicolò, numero 45, portierone di Novi Ligure, in realtà portiere di Monleale, ma Monleale e Novi Ligure da qualche anno in partenariato e offrono agli atleti la possibilità di giocare più categorie possibili, mettendo in comunità i propri atleti, i propri allenatori. Fa qualche giravolta, Locarno prova un paio di volte a insaccare, ma nella confusione il disco si impenna, passa dietro porta. Aceti ora a reimpostare il gioco su Cinicola, numero 10. Cinicola prova il tiro, viene però intercettato il disco dal corpo di un avversario. Bello questo tiro ancora di Genzano, ma devia con il petto il portiere. Ora Bellizzi si aiuta con la balaustra, Bellizzi ad aiutare Caria. Aceti però non molla, brava questa ragazza. Attenzione a questo disco, arriva all'89, grande occasione per questo ragazzo che però allarga troppo il tiro a Cardo Filippo. Attenzione, fischia l'interruzione di gioco perché il disco era fermo da più di 5 secondi in balaustra. Bella questa finalina, quinto, sesto posto, che conferma comunque la qualità di queste 6 squadre presenti qui alle finali nazionali. Ora Pablo Vergara vince l'ingaggio, ma
Eccolo Pablo che alza la testa, tergiversa un pochettino, ma poi alla fine riesce a passare il disco al suo capitano per Eric Schillaci, che però non vede libero il suo compagno Francesco 41. Prova l'azione personale, trova Focosi a non dargli la soddisfazione del gol. Ancora il capitano del Novi, Nico Longoni, dietro porta, che aspetta l'occasione propizia. Vede benissimo Francesco in back per Schillaci. Attenzione, piccola incertezza di Focosi, ma ci mette una perla in un secondo tempo. Blocca questo disco che poteva essere super pericoloso, perché Salviotti voleva provare il tap-in. E allora si riparte da un ingaggio in zona d'attacco che vede Gioele Gilardini, Locarno, Bellizzi, Caria. Vince l'ingaggio il Novi, ma alla fine il disco è di Genzano, un po' in difficoltà Calderone, ma riesce a dare il disco al suo compagno. Gilardini Gioele impedisce la ripartenza del numero 5. Il 5 cerca ancora Calderone, ma arriva prima Locarno che in velocità però non riesce a superare Scozzafava in anticipo su di lui. Scozzafava perde il disco sulla balaustra, ci arrivano Caria e Locarno. Ora col numero 5, il disco riesce però sulla paletta prima di Caria e poi ancora per Locarno di fisico, si allunga il disco, attenzione, oh, grande parata e bello il recupero del numero 5. Diamogli un nome a questo numero 5 che ha fatto questo bellissimo intervento, Gabriele Merola. Ora di nuovo il Genzano in attacco, ma arriva Gioele, ruba il disco, poi lo perde. Attenzione a Scozzafava, Caria si spiaccica e anche Fava sulla balaustra, ma Caria si gira per primo, va in avanti, scivola, ma sulle ginocchia riesce comunque a mantenere il possesso per qualche secondo. Ora di nuovo il numero 5, largo il suo tiro. Ora di nuovo Caria contro Scozzafava, arriva però Locarno, prova a far sedere il portiere, non riesce a superarlo. Ora Bellizzi dietro porta, chiama il cambio il coach Edoardo Crisci. Cambio di linea. Entra la Pulce, entra il numero 26, Gilardini Amos. Riparte il Genzano, attenzione, guardatelo, il nostro piccolino, il capitano con Scozzafava. Guardate la Pulce che va a recuperare sto disco e lo lascia al suo capitano, che va a tutta velocità, affronta gli avversari, prova l'assist, ma bella l'azione difensiva del Genzano e il portiere che blocca. Coraggioso il numero 26 Amos Gilardini, senza paura affronta avversari che sono il doppio di lui. Ora Francesco Salviotti in pressing, aiutato da Schillaci che recupera un disco bellissimo, prova l'azione personale, bella la deviazione di Focosi, ancora Schillaci, potrebbe tirare e finisce, signori e signori, finisce qui e Novi Ligure porta a casa una soddisfazione
vince questa finalina, si aggiudica il quinto posto, una partita molto bella, veramente molto ben giocata, che conferma l'alto livello di queste Final Six categoria Under 14, per non parlare della categoria Elite, che nella giornata di ieri ha visto disputare delle partite incredibili, emozionanti, degne di un campionato senior di prima categoria. Il saluto dei ragazzi che hanno disputato una meravigliosa... Aspetta un attimo. Sì. Massimo dice: il miglior giocatore è X e tu gli dai la sacchetta. Vieni la sacchetta, ti metti. Va, vieni qua. Longoni Nicolò finalmente riesce a prendere un meritatissimo MVP. Bravo Nico, capitano di questa squadra, l'hai portata per mano. E vediamo. Il numero 47 Focosi, il portiere, giustamente riconosciuto per la sua abilità. Foto di rito per Focosi e Longoni, che ora si avvicineranno alla mia postazione per le interviste di fine partita. Allora sentiamo subito Diego Focosi. Vieni Diego, avvicinati. Adesso entri. No, stai pure in piedi. Ora il signor Dal Bello ti inquadrerà, fai un bel sorriso per il pubblico a casa. Intanto, sì, certo, andiamo un po' più in qua. E dimmi un po', Diego, sei contento di queste finali? Sei contento di questa esperienza? Come hai giocato? Allora, secondo me ho giocato molto bene, tranne la partita di ieri. Secondo me ho giocato abbastanza male, però secondo me posso migliorare ancora di più, soprattutto perché ho 11 anni e gioco le finali nazionali Under 14 e spero l'anno prossimo di ritornarci, perché è stata un'esperienza fantastica, mi sono divertito tantissimo e ho provato delle emozioni bellissime e mi sono confrontato con la cosa che mi è piaciuta è che mi sono riuscita a confrontare con altri portieri, perché nel mio girone i portieri non sono forti e quindi era uno degli unici che riusciva a parare tanti tiri, quindi sono molto felice per questo e grazie di tutto. Vuoi salutare qualcuno a casa? Sì, voglio salutare la mia famiglia che mi hanno accompagnato qui e anche quelli da casa che mi sostengono e mi aiutano a migliorare. Bravo Diego. Salutare anche i miei amici di scuola che credo che mi stiano guardando. Sicuramente. Sicura? La fidanzata? Anche lei. Grande Diego, hai un roseo futuro davanti a te, continua così, non mollare mai, allenati sempre. Ciao. Ora abbiamo in postazione il capitano del Novi, Longoni Nicolò, che finalmente agguanta la sacchetta, facciamola vedere bene perché è meritatissima. Hai portato per mano questa squadra alle finali nazionali e dici la tua impressione su questa bellissima esperienza. Allora, per me è stata una bella esperienza, ci è capitato un girone molto difficile con due squadre che sono arrivate alla finale primo e secondo posto, ma comunque sono molto contento perché siamo riusciti a farci valere e abbiamo capito cosa sbagliavamo e comunque essere già alle finali è già un gran passo rispetto agli altri anni. Bene, fermati qua, dimmi cosa pensi della tua prestazione personale? Delle finali in totale? Sì, in questi Final Six. Allora, sono soddisfatto, comunque
sono riusciti a giocare abbastanza bene, ma soprattutto a far girare un po' la squadra, questo per me era l'importante. Per me il risultato conta fino a un certo punto, però comunque sono molto contento nonostante aver perso 2 partite, però secondo me abbiamo giocato bene. Vuoi salutare qualcuno? Saluto i miei amici e anche i miei compagni di squadra e la mia famiglia. Grande, vai a fare la foto che ti stanno aspettando. Irene Donadini vi saluta, ringrazio lo staff che mi ha dato la possibilità di fare la telecronaca di questa bellissima partita. Ora saluto tutti coloro che ci hanno seguito da casa, state connessi, stay tuned because la giornata sarà fantastica con grandi partite. Saluto ancora lo staff di Legnaro, grandissimo staff, ha lavorato benissimo, ci ha veramente lasciato un bellissimo ricordo. Bravi Fox, continuate così. Ciao!